E questa è una domanda che giriamo subito a Silvia Toffoli, Gruppo per il Cambiamento di Portogruaro. Insomma, c'è effettivamente un timore per quanto riguarda i debiti di Venezia, un timore che poi soprattutto chi è più giovane lo sente in maniera maggiore, perché pensa lo dovremo pagare negli anni a venire. Già chi nasce adesso ha circa 33.000 euro di debito come italiano, quindi figuriamoci. Beh, la città metropolitana devo ancora sinceramente ben capire se è un'opportunità o meno. Come me penso tutta la cittadinanza, perché non è stata per niente coinvolta, non è una decisione che può essere calata dall'alto, deve essere una decisione democratica e per essere democratica ci vuole informazione. È vero che i tempi che danno sono molto stretti, perché si parla già di settembre e i primi di ottobre deve essere presa una decisione se entrare o meno nella città metropolitana, perché c'è anche la possibilità per i comuni che non vogliono entrare, addirittura molti comuni, ad esempio della Riviera del Brenta, vogliono addirittura cambiare provincia. E che è un po' un discorso assurdo, perché voglio dire, lì sono vicini comunque, molto vicini a Venezia. E magari hanno delle amministrazioni leghiste o nel caso di Mira, certo, diciamo c'è il Movimento 5 Stelle. Qui invece ci sono molte amministrazioni diciamo più legate al Partito Democratico e allora sembra che per disciplina di partito sono favorevoli anche se sono molto più distanti rispetto alla Riviera del Brenta geograficamente da Venezia. Sicuramente, ma non è solo un problema di debiti che ha il Comune di Venezia che sono elevatissimi, è anche un problema di servizi. Noi siamo uno degli ultimi comuni della provincia di Venezia, quindi già adesso siamo in una situazione nel dimenticatoio quasi costante. Figuriamoci se tutti e 44 i comuni confluiranno in un'unica persona, che sembra sia Orsoni, e il sindaco della città metropolitana diventerà lui. C'è ancora da presentare una bozza di statuto e continuano a rinviarlo. Quindi... in una battuta invece il problema dei giovani di Portogruaro e del Veneto orientale, insomma, che sono come molti altri giovani veneti naturalmente costretti in questo momento a cercare un po' più in là, diciamo, il lavoro. Certo, come tutti i giovani italiani del resto, cercare un po' più in là purtroppo vuol dire molte volte anche andare all'estero. Non si ha sempre la fortuna di trovare lavoro sotto casa. E soprattutto mi sento di dare un consiglio, visto che è un periodo di giovani di iscrizione all'università, scegliere un'università dando un occhio anche alle esigenze di mercato, perché è giusto sì coltivare le proprie passioni, ma coltivare le proprie passioni, investire dei soldi, fare dei sacrifici perché andare all'università ha un costo sia economico sia fisico, di rinunce. Non è tutto un divertimento come si pensa a studiare, comunque è un lavoro effettivo. La politica a livello locale potrebbe fare, diciamo, proprio in una battuta qualcosa di importante che non fa, oppure comunque... Ma guardi, ritengo che se l'obiettivo massimo di occupazione di Portogruaro è da manifesti che si vedono in giro, l'obiettivo del Carrefour, l'occupazione del Carrefour, ogni lavoro ha la sua dignità ed è giusto, però studiare tanto quando i profili ricercati sono addetti alle pulizie o ai servizi di sicurezza o commesse non ne vale la pena. Bene, io ringrazio Silvia Toffoli, ingegnere Silvia Toffoli.